Nulla di ciò che la natura dona viene sprecato, una filosofia che simbolicamente può essere racchiusa in questo impianto, il primo in Italia che produce biometano a partire dai residui liquidi della distillazione della grappa e che è stato inaugurato a Conselve nella sede delle distillerie Bonollo, azienda del territorio che da 4 generazioni è leader nella produzione dei distillati. Le distillerie Bonollo per questo impianto hanno investito 2 milioni di euro più 500.000 per l'allacciamento. In media al giorno verranno prodotti 10.000 metri cubi di biometano per un complessivo anno di 2 milioni e mezzo di metri cubi. Questo impianto di biometano ci permette di trasformare il biogas in biometano che entra direttamente in rete, quindi nella rete di consumo locale, e contribuendo alla decarbonizzazione dei consumi corrispondenti a circa i consumi medi annui di 3.000 famiglie. A beneficiarne le famiglie del comune di Conselve perché l'impianto è collegato alla rete Italgas grazie ad una tecnologia digitale all'avanguardia. Si tratta di un esempio concreto del scopo che Italgas si prefigge attraverso il suo piano di investimenti di oltre 2 miliardi di euro partito nel 2017, cioè quello di trasformare le 70.000 chilometri di reti di distribuzione del gas in Italia da reti pensate per distribuire un solo tipo di gas, il metano, a reti evolute, digitalizzate e rinnovate, pronte a ricevere gas rinnovabili come appunto il biometano. Zero spreco nel segno di un'economia circolare perché il quantitativo di gas rinnovabile prodotto consente di sostituire un ammontare equivalente di gas di origine fossile, contribuendo così alla decarbonizzazione dei consumi che con questa esperienza rappresenta un caso unico tra le imprese del paese. Questo è un ulteriore tassello di non solo far bene il prodotto ma anche di farlo per il bene del territorio, visto che appunto questo importante impianto di biometano andrà tutto a disposizione del territorio e della comunità.